Innanzitutto, perdonate i miei capezzolini, stavo andando a nanna e mi hanno scritto tutti: "Ah, Pio Amedeo ti hanno dissato." Io volevo dormire. Figo, onesto, una delle cose più fighe che ho visto in Rai, perché l'ho trovato una grande installazione artistica. Cioè, nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi dei nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di sputtanare l'avversario senza contraddittorio. Figo! Bravi tutti, mi è piaciuto. Bravi Pio Amedeo, spero un giorno di diventare un anticonformista, antisistema, rivoluzionario come voi. Domani incomincerò, uscendo per la strada e dando del negro e del frocio a tutti per strappare un sacco di sorrisoni. Ok? Bravi, bello. Comunque sono un po' deluso da Pio Amedeo. Cioè, mi avete fatto quest'atto rivoluzionario di sdoganare la parola negro e frocio. Ma siete in diretta sulla Rai. Ma una bella bestemmia non me la tiri? Cioè, i negri, i froci ti rispondono con un sorriso. I cristiani nemmeno sono obbligati a perdonarti. Un po' arrugginiti, state perdendo lo smalto, se volete ve ne presto un pochino. Ragazzi, io mi immergo nella mia disperazione, nella mia vita triste. Domani alle 10 apro il mio chioschetto di smalti, senza il quale non riuscirei a dare da mangiare ai miei figli. E niente, mi inventerò qualche polemica per riuscire a vendere i miei smaltini. Ciao amici, buonanotte. Sei incazzato Federico. Fedez. Veramente. Oh cazzo. No Federico, perché noi non ci saremmo mai per me, noi proprio manco sappiamo che significa il dissing, tu sei il numero uno dei numeri uno dei numeri uno dei top of the prop, top of the pop dei social. Fate. Capezzolino. Capezzolino? Ecco. Social, capezzolino. Mai ci daremmo per me di fare un dissing. Zacci, ma che cazzo significa? Dissing? Fate swipe up. Comprate, mai noi sappiamo fare queste cose sue Non funziona. Sto cazzo. per vendere. Noi siamo venuti Noi non distinghiamo nessuno. alla Rai. Noi dici ingaggiato. Ma che A proposito di questo aspetto, subito chiarirei subito con questo aspetto. La Rai non ha ingaggiato a noi perché non abbiamo preso una lira Niente. stasera. Siamo arrivati alle 10:30, non abbiamo Come mai non visto abbiamo preso soldi? né un dirigente E della allora Rai. metti uno swipe up e vendiamo le mutande pure noi. Fate swipe up. Ma non abbiamo visto un dirigente stasera. No. Cioè, non è che un dirigente della Rai, tu dici vabbè, dite questa cosa contro Fed. Niente. No. Noi arrivati qua, Niente. saliti sul palco e detto una cosa anche ovvia. Televisivo, soprattutto un programma in diretta televisiva, nessuno avrebbe potuto fermarti. Dai, alla fine ne dà Un artista come Fedez. un certo calibro come Fedez che fai lo Fedez. Ma nessun altro artista. Non è che sarebbero arrivati i bodyguard sul palco a buttarti a terra. Buttate Fedez! Buttate Fedez! Buttate Fedez in un sacco di tela! È pericoloso! No, dai. Quindi avresti potuto esprimere il tuo pensiero senza fare tutte queste polemiche. Poi alla fine con chi te la sei presa? Con l'ultimo dei funzionari. Tu c'è un La pensiero, polemica è vai inutile. e lo dici. Nella polemica che c'è stata. Una cosa ovvia secondo me. Perché noi raccontiamo le storie, caro Fedez. Oh, abbiamo fatto 3 storie. 3 allora? storie senza far manco un swipe È il up. momento degli Swipe sponsor. up. Comprate le mutande, I casettoni, sigarette. le cipetti, I divisi. bandiere, I gambaletti, valigi, i valigi, i maglietti, i vestiti, penni, le matite, unghie, lo gomme, smalto, gommoni, lombarelli, cogliole, calamari, la lisse. E questo lo diciamo da super partes perché ricordiamo che noi siamo Della Mediaset, la Rai stasera non ci ha pagato. non c'è sbaglio una lira. a gratis come piace a noi, Vabbè. bene. Solo all'albergo stiamo qua a scrocco. Comunque detto questo Federico, male ci siamo rimasti noi, non tu, perché questa cosa del populista 2.0 da te non ce l'aspettava. Federico caschi male, sei un ragazzo intelligente, perché devi dire ste cazzate? Fai passare sta cosa che noi stighiamo la gente ad andare in giro a dire negro, frocio, dai. Fede. Non ci provare Fede. nemmeno perché Fede. nessuno ha mai detto una cosa del Fede, genere. ci conosci, e tu lo ci sai conosciamo, bene. tu lo Dai. sai. Non essere Tu bacchione, riduttivo, non tu essere bacchione. riduttivo. Anche perché poi si cade nel patetico e tu non puoi diventare patetico. No, tu sei un artista. Attenzione, Fede, attenzione. Mi raccomando, mi Però lo sai raccomando. perché l'ha detto? Perché magari si infiamma la polemica, e se si infiamma la polemica... Secondo me è stata una crisi isterica di notte, lui
No, la polemica, capito? E Polemica. in mezzo alla polemica che ci sia il traffico, in mezzo al traffico ci metto Swipe swipe up, up, ti vendo la sigarette, sigaretta elettronica, la mutanda, e un completine, e un booty, e te Mandaci gli smart, mandaci gli smart. per la palestra, insomma una bancarella 2.0. Ci abbiamo tutto. Vabbè, comunque Federico, non te la prendere, perché Oh. piace, non cagano un cazzo per te. State tranquilli. Dai, stai sereno, cioè, Una cosa non più- fare il risentito, ecco, dai. Allora, abbiamo semplicemente detto un fatto di cronaca. Che si può essere liberi anche in Rai, Oh, ovunque. basta Oh. volerlo. A Oh, me, tu basta andavi là, volerlo. sti chiami Fedez, nessuno ti avrebbe fermato. Quindi questo Devo fatto, Oh, parla. c'è una cosa da dire, che ti ferma a te? Ehi, Oh, mandaci lo smart, mi che ci teniamo raccomando. assai. Mandacelo una Colore, un abbraccio grande, Fede. Io vederlo sempre a fare una polemica tutti i giorni, sto male io. Vabbè, un abbraccio, Fede, un abbraccio.